Sono usciti in questi giorni, diffusi da Intesa San Paolo, i dati sull'Export 2013 del Friuli Venezia Giulia. Abbiamo qui il direttore del consorzio del prosciutto di San Daniele, Mario Emilio Cicchetti. Gli chiediamo un commento su questi dati. Dunque, il prosciutto di San Daniele è una produzione e denominazione di origine protetta che, oltre a affrontare il mercato italiano per l'80% e passa della sua commercializzazione, viene anche esportato all'estero. La nostra quota nel 2013 è stata del 13% rispetto alla produzione. I principali 4 mercati su cui ci muoviamo sono la Francia, la Germania, gli Stati Uniti e il Regno Unito. Il prosciutto di San Daniele ha la caratteristica, come altri prodotti freschi a base di carne, di trovare degli ostacoli alle esportazioni nei paesi terzi, quindi fuori dall'Unione Europea. Mentre quando si esporta in Francia, in Austria e in Germania si fa esportazioni come nel nostro paese, come fossimo in Italia, quando si varca l'oceano a est o a ovest esistono particolari accordi che consentono quel tipo di esportazioni. Quindi diciamo che l'export del San Daniele è limitato da questo tipo di accordi. Questo però non impedisce il fatto che siamo registrati in 60 paesi del mondo e comunque i paesi che vengono interessati all'esportazione del San Daniele sono oltre 30 durante un'annata commerciale. La scorsa settimana il consorzio ha partecipato al Fancy Food Show di San Francisco, una fiera di settore molto importante. Qual è la sua valutazione su questo tipo di manifestazione? Dunque, sicuramente uno degli strumenti che si può utilizzare in un mercato lontano, in particolare perché ormai noi in Italia e in Europa non facciamo più eventi fieristici, ma sicuramente sui mercati lontani ci siamo, perché questo è ancora un appuntamento che consente il contatto sia degli operatori in diretta da parte del consorzio, sia una funzione più di servizio che lo stand del consorzio esercita per i nostri produttori che si recano a quella fiera, che notoriamente sono lontane e quindi dispendiose per questa organizzazione e anche nella logistica organizzativa. Quindi per questo motivo eravamo presenti questa settimana proprio a San Francisco durante uno dei fancy food più importanti degli Stati Uniti, l'altro è quello di New York che facciamo regolarmente, proprio per contattare gli esportatori, gli importatori, in questo caso americani, della fascia occidentale degli Stati Uniti. La presenza ormai è abbastanza storica e in particolare quest'anno, come nei 3 anni precedenti, la nostra partecipazione al Fancy Food di San Francisco è legata anche alla partecipazione di altri 3 consorzi italiani, il Grana Padano, il Parmigiano, il Parma e anzi anche il Montasio, con i quali abbiamo costruito questa collaborazione che ci ha permesso di fare questa fiera. I risultati sono positivi perché comunque gli Stati Uniti sono il terzo mercato per quanto riguarda l'export di San Daniele, che vuol dire quasi 60-70 mila cosce all'anno esportate in quel mercato, è un mercato che cresce di anno in anno e quindi sicuramente la nostra presenza lì è importante. Accanto alle fiere, che sono comunque uno degli elementi di comunicazione che noi utilizziamo, ben di più facciamo per quanto riguarda la presenza sul web, dove nei paesi bersaglio del prosciutto di San Daniele, che ricordiamo sono Stati Uniti, Germania e Regno Unito, siamo presenti anche con i siti web dedicati nella lingua del paese, che consentono anche proprio di tenere i contatti sia con gli appassionati consumatori, sia anche con i professionisti che commercializzano il nostro prodotto. L'altra azione che si fa più massiva e anche più quotidiana è quella poi di promuovere il prodotto nei punti vendita e quindi di consentire il contatto diretto tra pubblico e prosciutto di San Daniele proprio laddove si va a acquistarlo, quindi nei centri di grande distribuzione piuttosto che nei negozi tradizionali, piuttosto che in alcuni ristoranti che sono magari scelti per fare una comunicazione più diretta sul consumatore. Come valutate le nuove modalità di diffusione dei prodotti italiani, come le catene di food made in Italy, modello Italy, o i negozi monomarca, come ad esempio il negozio di Rana, il ristorante Barilla? Pensate che sia un fatto positivo? Sì, è una strategia molto positiva perché purtroppo l'Italia è uno dei più grandi paesi produttori di cibo al mondo, sicuramente la più famosa per fortuna, anche perché esprime una qualità non di secondo piano nel panorama mondiale, però siamo carenti dal punto di vista distributivo. Se uno pensa, le principali insegne di distribuzione mondiale sono tutte statunitensi o nord europee. Non ci sono importanti catene distributive nel mondo che siano italiane e quindi questo sicuramente crea un handicap per i prodotti italiani tutti, in particolare quelli di tipicità e qualitativi come il San Daniele. E quindi ben vengano questo tipo di esperienze. Noi abbiamo fatto dei test a partire dal 2011 provando ad allestire in Europa alcuni punti vendita dedicati, dei temporary store dedicati al prosciutto di San Daniele, proprio per vedere se sperimentare se questo tipo di contatto col pubblico era effettivamente vantaggioso. Siamo stati in Germania e siamo stati in Inghilterra
e abbiamo avuto riscontri sicuramente positivi. Il negozio dedicato, se posizionato nel luogo adatto e ha un giusto look e anche con un giusto formato di vendita, sicuramente è uno strumento non solo di comunicazione ma anche di business, perché si può vendere concretamente. Il canale dell'e-commerce pensa che possa funzionare anche per i prodotti alimentari del Made in Italy? L'e-commerce è, diciamo, approcciato dai prodotti come il nostro, anche dal nostro, già da più di 10 anni, in maniera però abbastanza pionieristica all'inizio, perché fino a poco tempo fa era difficile gestire la logistica di un prodotto che deve essere comunque trasferito fresco da un luogo a un altro, quindi con costi e anche organizzazioni piuttosto complesse. Recentemente alcuni produttori, soprattutto quelli molto organizzati ma anche quelli artigianali, hanno trovato dei canali di commercializzazione online, in particolare sui prodotti preaffettati, perché ben si prestano a quel tipo di commercializzazione, ma anche sui prosciutti interi disossati. Ci sono sicuramente una serie di esperienze abbastanza variegate e numerose, non c'è ancora un movimento, diciamo così, consolidato che spinge questo tipo di iniziativa, ma sicuramente è una di quelle che si guarda con attenzione e anche con un po' di speranza per il futuro. Avete sviluppato delle alleanze con gli altri consorzi dell'agroalimentare e con altre realtà del settore? Beh, positive perché le stiamo già, a parte le stiamo conducendo già ormai da più di 10 anni questo tipo di alleanze, ma continuano anche nei prossimi anni grazie al fatto che in particolare l'Unione Europea finanzia le attività promozionali sui paesi terzi se sono realizzate da più entità e da prodotti differenti che si promozionano. Quindi sicuramente nelle nostre strategie dell'export continueremo su quella via, prevalentemente abbinandoci con i vini, con i formaggi e con gli altri salumi anche italiani, perché sono eccellenze nel mondo, perché abbiamo anche, diciamo, delle dinamiche di comunicazione e di commercializzazione abbastanza simili e quindi questo sicuramente aiuta. Importante sarebbe concentrare queste azioni a livello collettivo su mercati mirati, evitare che ci sia una ripetizione di promozioni fatte da regioni, camere di commercio, eccetera, perché questo diluisce molto l'incisività dell'azione, sperpera denaro pubblico spesso con effetti non sempre ottimi, per cui sicuramente il fatto di concentrarsi, di focalizzare bene gli strumenti di comunicazione e razionalizzarli utilizzando maggiori risorse perché concentrate rende più incisiva l'azione. L'Italia negli ultimi 40 anni ha sicuramente utilizzato sistemi di promozione collettiva in maniera molto disomogenea e dispersiva e purtroppo si vede che questo sarebbe stato più utile se fatto in altra maniera. Oggi cerchiamo di farlo appunto con strumenti un po' più nuovi.